Silvia Lavarini, per te Miss Italia continua! Inizia a soli 17 anni la scalata verso il sogno per la veronese Silvia Lavarini, che nel 2014 viene incoronata Miss Lessinia, e poi continua un po' per scherzo, un po' per gioco, fino all'inattesa fascia di Miss Miluna. Nel 2016 la svolta è importante. Nel giorno del suo 19° compleanno si iscrive di nascosto al concorso di bellezza più importante d'Italia e con la sua eleganza e spontanea simpatia supera le finali regionali, conquistando prima il titolo di Miss Veneto e poi la finalissima di Miss Italia con un prestigioso 3° posto. Beh, una sola parola, è stato un anno unico, deve ancora finire, diciamolo, però è volato, un anno fantastico, pieno di emozioni, ho vissuto tante esperienze e ho viaggiato tantissimo, quindi diciamo che è stato un anno che mi ha fatto crescere tanto. Dietro al dorato mondo di Miss Italia un cammino lungo e non facile come sembra. E c'è un bel sacrificio, nel senso che siamo state una ventina di giorni tutte insieme, siamo arrivate in 210 e quando siamo arrivate là mi sono detta: ma Silvia, ma cosa ci fai qua, torna a casa? E invece poi è andata bene. Ci svegliavamo la mattina presto, colazione alle 6 di mattina, dovevamo fare le prove trucco, parrucco, poi passaggi in giuria e servizi fotografici, foto di gruppo, video. Anche l'essere distante dalla famiglia forse mi ha fatta diventare più forte dentro e comunque li sentivo sempre, loro mi sono stati molto vicini e alla finale si sono fatti sentire. Il sogno da Miss continua e lo fa nel mondo della televisione e del cinema. Ma Silvia tiene i piedi per terra e coltiva anche un sogno di scorta. Il sogno nel cassetto è quello di diventare una conduttrice televisiva e quest'anno nel tempo libero infatti sto studiando dizione. L'anno prossimo mi piacerebbe anche la recitazione, perché anche il mondo del cinema mi appassiona molto. Diciamo che la TV è un sogno e speriamo si avveri, però un altro obiettivo è proprio quello del turismo. Mi piacerebbe molto aprirmi un'attività come un hotel. Un consiglio da amica alle giovanissime che sognano di provare la stessa avventura. Beh, il consiglio che do è quello di prenderla con spensieratezza, non prendere le cose troppo sul serio e soprattutto non aspettarsi niente. Infatti è proprio per questo che io dentro di me ho vinto.